Benvenuti, oggi è domenica 27 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 19:45. La luna si leva alle 5:37 e cala alle 19:42. Oggi è Santa Zita, patrona delle casalinghe. Il nome Zita deriva dal persiano, il suo significato è ragazza vergine. Dal nome Zita deriverebbe infatti il termine zitella. Oggi è un giorno speciale per tutti gli artisti e i sognatori. Il 27 aprile celebriamo la Giornata Mondiale del Disegno, un'occasione per riconoscere il potere del disegno come strumento di comunicazione universale. Nata nel cuore di Londra, questa giornata ci invita a prendere in mano penne e pennelli per esprimere la nostra creatività. Riccardo Iacona, giornalista e conduttore televisivo, celebra oggi i suoi 68 anni. Ha iniziato la sua carriera in programmi come Scenario e Duello, per poi collaborare con Michele Santoro in trasmissioni di successo come Samarcanda e Tempo Reale. Dopo aver lasciato la Rai ha lavorato a Mediaset su Italia 1, contribuendo a programmi come Moby Dick. Dal 2004 su Rai 3 è autore e regista della serie Italiani e di altri reportage di successo in prima serata. Ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Ilaria Alpi e il premio Flaiano. Vittorio Cecchi Gori, imprenditore e produttore cinematografico, compie oggi 83 anni. Ha ereditato l'attività dal padre e ha ampliato il business, tentando di creare un terzo polo televisivo in Italia. Nonostante le difficoltà economiche del 2000, ha mantenuto la proprietà di numerose sale cinematografiche. È stato presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002, periodo in cui la squadra ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa di Lega Italiana. Graziano Del Rio, politico italiano, festeggia oggi 65 anni. Eletto sindaco di Reggio Emilia nel 2004, è stato il primo in oltre 60 anni a non provenire dal Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell'ANCI. Nel 2013 è stato nominato ministro per gli affari regionali nel governo Letta e successivamente ministro dello sport. Nel 2014 è diventato sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il governo Renzi. Il 27 aprile del 1900 nasce un uomo che ha segnato la storia dell'animazione, Walter Lantz. Forse il suo nome non suona familiare a tutti, ma è lui il creatore di uno dei personaggi più amati del mondo dei cartoni animati, Woody Woodpecker, conosciuto in Italia come Picchiarello. Introdotto nel 1941, Picchiarello è diventato il protagonista di innumerevoli cortometraggi animati e successivamente di vari fumetti. Stiamo ormai acquisendo sempre più familiarità con lo studio dei pianeti. Ce ne sono alcuni che sono stati di particolare interesse non solo scientifico ma anche artistico. Tra questi c'è Marte, noto per il suo colore rosso, che continua ad attirare audaci missioni con rover che ne esplorano la superficie desertica. Il colore deriva dalla presenza di ossido di ferro, comunemente detto ruggine. Buona domenica ai 12. Oggi la luna sarà bifasica, ovvero inizierà la giornata in Ariete e tramonterà in Toro, preparandosi a un novilunio che presto vedremo. Ma oggi la luna cosa ci vuole dire assieme a tutti gli altri pianeti? Scopriamo che per Ariete la luna oggi vi vuole lasciare con un augurio molto positivo, ovvero un sestile a Giove, augurandovi appunto una grande fortuna e abilità nel parlare, nel dialogare e nel vedere le cose in maniera più positiva. Toro, la luna in serata vi sorprenderà tentando di addolcire e di dare manforte al Sole contro Plutone e Marte.
per cui qualcuno oggi vi darà facilmente ragione. Sfruttate bene questa possibilità. Gemelli, la vostra giornata è una giornata piena di grande entusiasmo per una visita, per un incontro bello, fortunato, fortunoso. Mercurio, tra l'altro, è di nuovo ben smarcato dai pianeti e sta compiendo delle evoluzioni importanti che vi porteranno a stringere rapporti decisamente interessanti. Cancro, giornata oggi che prevede una luna essere molto variabile, per cui ci sono dei cambi d'umore dall'inizio della giornata in cui potreste non essere al top a quando la luna passerà in Toro dandovi forza ed energia. Leone, la luna oggi vi manda un ultimo saluto assieme a Giove, rincuorando il vostro Marte ad agire sempre pro bono, ed è proprio questa sorta di positività che vi permetterà di adempiere a delle iniziative che coinvolgeranno familiari e affetti. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che inizia in maniera un po' placida, ma che promette in serata un grande movimento. Entrando in trigono la luna dinamizzerà molto la vostra giornata. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede la luna di opposizione. Una posizione che però vi ricorda che non tutto rimane statico uguale. Mentre tentate di fare i conti e di ottemperare a tutta una serie di faccende che riguardano l'economia e la famiglia, arriverà una telefonata molto particolare ed importante per voi, il vostro cuore. Scorpione, giornata oggi piena di tante novità, proprio perché la luna in giornata inizia semplice, poi vi pone una bella sorpresa, anche un quesito, una persona da vedere, un invito inaspettato. Fatevi trasportare. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna in mattinata ancora molto amica e che vi ricorda che ci sono delle novità in ballo, per cui tirare fuori tutto il vostro entusiasmo sarà opportuno. Tra l'altro richiama proprio il vostro pianeta Giove, che dalla sua inconsolabile opposizione vi rimanda a tempi migliori, a un futuro molto desiderabile. Capricorno, una giornata oggi che prevede un appoggio molto importante dal Sole e che sarà in serata rincarato dalla Luna. Quindi se pensate oggi che la giornata possa essere un po' noiosa, aspettate di vedere la sera come si dinamizzerà. Acquario, la giornata oggi sembra partire in maniera semplice, si complicherà nel pomeriggio quando dovrete incontrare tutta una serie di persone. Occhio a gestire bene i tempi ed i rapporti. Pesci, una giornata oggi che prevede una luna che vi farà molte sorprese. Uno, perché prima vi parlerà di economia e poi vi sorprenderà con amici e comunicazioni molto interessanti. Una buona novità per il lavoro sembra inaugurare i prodromi di una settimana a venire molto interessante e produttiva. Facciamo un salto indietro al 27 aprile 1667, una data che ha segnato un momento a dir poco amaro nella vita di uno dei giganti della letteratura inglese. Parliamo di John Milton, l'autore ormai cieco e in gravi difficoltà economiche, vendette i diritti del suo capolavoro, Paradiso perduto, per sole 10 sterline. Paradiso perduto è quel poema epico popolato di angeli e demoni che racconta la storica caduta di Adamo ed Eva. E un altro paio di maniche. Avete mai sentito questa espressione? Questo modo di dire si utilizza quando si vuole indicare un argomento che non ha nulla a che vedere con ciò di cui si stava discutendo. Nasce nel Medioevo. A quell'epoca gli abiti delle nobili donne e dei cavalieri erano dotati di maniche staccabili. Questo perché così potevano cambiare solo la parte dell'abito che più facilmente si sporcava, senza dover lavare l'intero vestito. Ricordiamoci che a quel tempo non esisteva la lavatrice. E da qui nasce il nostro modo di dire. Considerato che queste maniche potevano essere talmente diverse da non sembrare parte dello stesso abito, un altro paio di maniche è diventato sinonimo di qualcosa che non ha nulla in comune con ciò che c'era in origine. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Oggi ci immergiamo nelle vicende di due fratelli reali bavaresi. Parliamo di Ottone di Baviera e del suo più famoso fratello maggiore, Ludovico II. Entrambi sono stati re e, incredibilmente, entrambi furono dichiarati incapaci di regnare per la stessa malattia mentale. A differenza del carismatico Ludovico, la cui morte rimane avvolta nel mistero, Ottone ha vissuto un'esistenza molto più ritirata. Nonostante l'ascesa al trono, ha passato gran parte della sua vita confinato nel suo castello, fino alla sua morte nel 1916. Il destino di questi due fratelli rimane uno dei misteri più affascinanti e tragici nella storia reale bavarese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere. In questa domenica concediamoci un po' di tempo per noi, per sognare e per apprezzare la cosiddetta vita lenta, leggendo un buon libro con della musica in sottofondo o andando a teatro, e dedicandoci a tutte quelle attività che non curiamo durante la settimana. Appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.